Sofia, vittoria importante contro la RS Roma, continuate ad alimentare insomma, la vostra classifica, un giudizio anche sulla prestazione. Sì, è stata una vittoria importante perché comunque loro sono una squadra tosta, una squadra che ci tiene anche a fare dei bei risultati, ma siamo entrate in campo decise, eravamo convinte di quello che facevamo e il risultato è arrivato. Ecco, adesso la prossima settimana contro il Brescia, partita sicuramente complicata, insomma come la preparerete? Come tutte le altre, lavorando sodo durante la settimana e devo dire che ci tengo particolarmente perché per me è un derby. Grazie. A voi. Mister, arriva un'altra sconfitta dopo quella però con il Parma, il calendario della Res al momento non si può guardare perché Parma, Lazio, adesso arriverà alla Ternana. Vi chiedo però un giudizio sulla prestazione, la squadra sembrava entrata bene in campo. No, devo dire che l'approccio le ragazze l'hanno interpretato bene, devo dire che su questo sono state brave oggi, ma come l'hanno state anche domenica col Parma. Giocavamo in casa di uno dei pretendenti al titolo, di una squadra, quindi sappiamo che era difficile, però devo dire che le ragazze si sono comportate bene, peccato perché poi prendiamo un gol sul calcio di rigore. Secondo me abbiamo avuto pure una buona reazione, perché un calcio d'angolo in altre occasioni di Clemente. E ovvio, ripeto, giochiamo contro una sola squadra che ti concede poco e tu devi essere bravo per sfruttarlo, però l'approccio è stato buono, peccato per i 2 gol del primo tempo. Le chiedo se c'è un po' di rammarico per l'occasione sullo 0-0 che c'è stata con il pallone dentro di Clemente, è mancata la deviazione Finale. sotto porta. Ma sì, come ho detto prima, quando incontri queste squadre, il Parma domenica scorsa e oggi non hai tante occasioni come in altre gare, per carità, sappiamo lo spessore delle squadre che affrontiamo. Peccato, potesse essere un altro tipo di partita, questo non lo posso dire. Con i man non è che uno riesce a risolvere le partite, è un peccato, però devo dire che le ragazze come domenica scorsa sono state in partita sempre. Grazie mister. A voi. Non è una vittoria fondamentale, in realtà tutte sono fondamentali considerando anche il ritmo delle altre. Ti chiedo da fuori, come hai visto la prima parte di gara? Allora, non è stata una gara semplice perché comunque anche se abbiamo giocato sul nostro campo ci siamo ritrovati con un campo pesante, il maltempo, loro sono una squadra veramente aggressiva, abbiamo fatto un pochino fatica a trovare gli spazi, però poi si è vista la qualità della squadra e continuiamo a creare tanto, ad avere tante occasioni. Dobbiamo solo migliorare ad essere più ciniche davanti alla porta perché tutte queste finalizzazioni vanno finalizzate appunto al meglio. E poi ti chiedo, insomma, adesso sei rientrata, però lì c'è tanto da correre per riprendersi la maglia, oggi anche Adami ha fatto bene. Tu cosa credi di poter dare in più da qui a fine campionato a questa squadra? Ho tanta voglia, tanto entusiasmo, penso di essere una giocatrice molto, molto dinamica, molto aggressiva e competitiva ovviamente positivamente e mi ritengo un centrocampista offensivo, quindi la possibilità comunque di riempire l'area e creare occasioni da gol. Grazie. Grazie a voi.